Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, siamo collegati in diretta, oggi è venerdì 9 maggio, un orario decisamente insolito per questo nostro collegamento, ma abbiamo deciso di aprire la prima delle due finestre giornaliere che dedicheremo all'elezione del nuovo Papa Leone XIV. Lo sapete già, ovviamente ieri la notizia ha monopolizzato tutti i media nazionali e mondiali e oggi è il giorno dopo, il giorno dell'approfondimento, il giorno così anche un po' della riflessione su quello che abbiamo vissuto ieri, sulle tante emozioni che abbiamo vissuto ieri, tutti collegati ovviamente, anche noi vi abbiamo proposto in diretta dapprima le immagini della fumata bianca e poi appunto nel tardo pomeriggio di giovedì 8 maggio, così il nuovo Papa che per la prima volta si è affacciato e ha salutato il suo popolo. Noi abbiamo modo di collegarci con Roma in questo momento, ci colleghiamo con Don Andrea Santorio che ringraziamo innanzitutto. Ecco, lo sfondo non è quello del cupolone, ma ci siamo abbastanza vicini. Don Andrea. Sì, buongiorno. Lo sfondo non è quello del cupolone, anche se là in mezzo tra il campanile e la cupola si può intravedere per chi ha l'occhio di falco. Ci troviamo al Pontificio Seminario Lombardo di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore dove riposa Papa Francesco. Quindi è un posto che comunque, se non è proprio vicino alla Basilica di San Pietro, è una delle quattro basiliche pontificie. Buongiorno a Allora, tutti. grazie Andrea. Partiamo da questa mattina e poi torniamo indietro. Come si è risvegliata Roma il giorno dopo l'elezione del nuovo Santo Padre? Ma sapete che c'è quel proverbio che penso sia di origine romana che dice morto un papa se ne fa un altro, no? Allora Roma apparentemente si è svegliata come al solito, nel senso che sentendo i rumori della città e parlando anche con i primi romani che ho incrociato, anzi le prime signore romane, sì, tutto normale. Poi sappiamo molto bene che i romani sono affezionati al Papa e che sotto questa superficie, questa patina di normalità, in realtà c'è emozione, c'è aspettativa, curiosità, tutto ciò che l'elezione del nuovo Papa si porta dietro, grandi speranze ovviamente. E qualcuno mi ha anche già detto che insomma bisogna pregare per questo Papa perché ha una eredità grande in mano e una grande responsabilità. Beh, questo senza dubbio. E allora, caro Don Andrea, veniamo alle emozioni di ieri pomeriggio. So che tu eri in piazza proprio ieri pomeriggio. Intanto, quando sei arrivato in piazza e quali sono state le prime sensazioni che hai provato con questa insieme a questa folla dapprima incuriosita e poi che è esplosa proprio in un boato nel momento in cui il fumo è diventato bianco. Beh, allora, intanto io sono venuto in piazza San Pietro circa sulle 5 e un quarto. In quel momento non c'era ancora tantissima gente e abbiamo fatto circa una mezz'oretta di coda per passare i varchi di controllo. L'idea era stata quella di prendersi il pomeriggio libero. Era una bella giornata, soleggiata, fresca, ventilata, proprio una bella giornata primaverile romana e di usare questa giornata per eventualmente assistere alla prima fumata bianca, quella di metà pomeriggio, e se non ci fosse stata, poi alla seconda. Quindi siamo partiti in un drappello qui dal Pontificio Seminario Lombardo, ci siamo poi persi di vista perché c'era un sacco di gente, ci siamo ritrovati in piazza dove l'atmosfera era molto rilassata, nel senso che la piazza era ancora non proprio pienissima, si riempiva pian piano, un clima molto bello di un'attesa serena, di un'attesa pacifica.
Poi avete visto anche voi per televisione i siparietti con l'inquadratura del comignolo, i gabbiani, poi a un certo punto c'è stato quel momento in cui tutti quanti hanno mormorato, sembrava fosse la fumata, invece no, era il pulcino di gabbiano che Sì. veniva nutrito da mamma o papà gabbiano. E poi però subito dopo, poco dopo, erano le 6 e 8 circa, 6 e 5, 6 e 8, e secondo mormorio, e effettivamente era fumata bianca. E lì è partito, non dico il delirio, ma quello che ho avuto attorno io, sì, è stato il delirio. C'era gente che gridava, che cantava in tutte le lingue, "Vabbè, viva il Papa, viva il Papa". Allora, a quel punto noi eravamo vicino all'obelisco, abbiamo detto, beh, proviamo ad avvicinarci, ed effettivamente siamo riusciti ad avvicinarci con una certa celerità fino al secondo settore, praticamente ormai dentro la piazza antistante la basilica, ormai fuori dai bracci del colonnato, quindi proprio ormai vicino vicino. E lì è iniziata questa attesa, a dire il vero, per noi che si era in piedi in piazza, un'attesa lunga, perché ci è voluto più di un'ora prima che il Papa si affacciasse. Allora, poi chiaramente lì si attacca bottone con chi è lì vicino, Certo. italiani, non italiani, con chi sarà, chi non sarà, e la consapevolezza di star assistendo a un momento storico, per quanto piccolo, per quanto ripetuto per più di 200 e passa volte, è comunque un momento storico. Io personalmente, anni fa, non avrei mai pensato di poter avere il privilegio di trovarmi in Piazza San Pietro per la proclamazione del Papa. È una sensazione bella, una sensazione proprio anche di gratitudine. Ecco, ricordiamo che tu sei a Roma per motivi di studio, non l'abbiamo detto in apertura, Don Andrea Santorio, sacerdote della diocesi di Vittorio Veneto, nonché vecchia conoscenza, possiamo dire, della nostra emittente televisiva, e lì attorno a te, in questa ora più o meno di attesa che c'è stata tra il momento della fumata bianca e il momento in cui c'è stato l'Habemus Papam, così ti sei confrontato, come dicevi, con le persone che avevi attorno, c'era questo sentimento di gioia o c'era qualcosa in più? Beh, chiaramente, come sempre, noi italiani, non italiani, quando si tratta di grandi eventi, di situazioni significative fuori del comune, tutti quanti poi ci improvvisiamo esperti, per cui c'erano tutti i pronostici, c'era chi diceva, beh, ma se tutto questo tempo, se ci hanno messo tutto questo tempo, non sarà Parolin. E se non sarà Parolin, chi sarà? Che nome sceglierà? Cioè, tutte quelle cose che hanno occupato il nostro tempo, al di fuori della preghiera ovviamente per l'elezione del Papa, in questi giorni precedenti, tutto questo si è ripetuto su scala più piccola lì sul sagrato di Piazza San Pietro. Tutti i vaticanisti Esatto, tutti i in vaticanisti. quell'epoca. Tra l'altro, vabbè, poi magari con te analizzeremo anche appunto in una fase successiva il fatto che tutte le previsioni del giorno prima si siano puntualmente dimostrate totalmente, sono state disattese, ma veniamo al momento fatidico e canonico. Si sono aperte le tende del famoso balcone della Basilica di San Pietro e c'è stato l'Habemus Papam. In quel momento credo che dalla gioia si sia passati a una sorta di silenzio immediato per qualche istante. Sì, sì, allora nel momento in cui è uscito il cardinale protodiacono per l'annuncio, la piazza è esplosa in un boato di gioia. Il cardinale protodiacono ha attaccato, no, con il tradizionale Annunzio Vobis Gaudium Magnum. Lì si è trattenuto un attimo e la piazza voleva già esprimere la propria gioia, tant'è che c'è stato una specie di tentativo di ovazione, ma lui l'ha, diciamo, dominata e tagliata subito, perché è proceduto direttamente all'annuncio del nome. E come avvenne in realtà nel 2013 per l'elezione di Jorge Mario Bergoglio, di Papa Francesco, quando cominciò a dire Reminemi,
eminentissimo, matque reverendissimo, dominum, cardinalem, allora poi il nome, no? Francisco, ma chi è, ma chi è? Cardinale Prevost. Allora lì si è accesa un po' la lampadina. Chi sapeva che Prevost era il prefetto del dicastero per i vescovi e aveva in mente la persona, ha chiaramente iniziato a annuire, a sorridere di più. Gli Mentre gli altri erano un altri... po' a dire, ma chi è, ma chi è, ma chi è, ma chi è? Come si scrive? No? Eccetera. E E poi quando ha detto il nome, lì c'è stato un momento davvero di sorpresa perché nessuno si aspettava veramente Leone XIV. Si era nelle possibilità sulla carta quando si fanno gli elenchi, no, di quali sono i nomi recenti e quali sono i predecessori immediati, ma ecco, non era nella rosa dei nomi più attesi da quanti noi. papabili, possiamo proprio dirlo in questo, in questo caso, e appunto, come dicevamo prima, ore e ore di salotti televisivi sono stati vanificate proprio in qualche secondo. Ecco, Don Andrea, ancora qualche minuto dopo l'Habemus Papam, Papa Leone XIV si è finalmente affacciato. Quali emozioni hai provato a sentire questo discorso di una decina di minuti, le prime parole del nuovo Papa al popolo di Dio che era lì che lo stava ascoltando? Ma allora era evidente che lui era emozionato e nel momento in cui ha fatto quel saluto, no? La pace sia con voi, c'è stato quell'attimo di dire, ma queste parole io le conosco, sono familiari, no? E poi ha continuato dicendo, cioè, questo è il saluto di Cristo risorto. E lì, cioè, quello è stato forse il momento più forte, forse anche perché è il momento di inizio della conoscenza di questo nuovo Papa, perché c'è stato riferimento immediato al Signore Gesù risorto, siamo in tempo di Pasqua, e in qualche modo, cioè, se c'è una chiesa è perché il Signore Gesù è risorto, quindi è stato proprio un andare al cuore, alle radici, al motivo per cui tutti quanti noi siamo cristiani, per cui tutti quanti noi siamo lì. E quello è stato davvero un momento molto, molto, molto forte. E poi immediatamente, no, da quello è passato riferimento alla pace non risorto, alla pace da costruire, alla pace di cui abbiamo bisogno. L'ha ripetuto un sacco di volte, io non le ho contate, ma davvero, davvero tante. E riferimento alla pace umile, alla pace da tessere, da costruire. Insomma, si sentiva che parlava con il cuore, ma allo stesso tempo che diceva qualcosa che era chiaramente delineato nella sua mente e probabilmente anche nella mente del collegio cardinalizio che si sarà sicuramente consultato e avrà davvero parlato a lungo sia nelle congregazioni generali che poi anche tra ieri l'altro, tra le varie sessioni di voto sulle necessità della Chiesa e del mondo e la pace evidentemente per come sta il mondo era una priorità, un qualcosa su cui puntare, su cui lavorare. Ecco, Don Andrea, abbiamo notato appunto i riferimenti con la pace di cui ci parlavi tu poc'anzi hanno dettato subito la linea, possiamo dire. Una linea che ci è parso dai svariati riferimenti sembrerebbe così in continuità con Papa Francesco. Papa Francesco è stato citato diverse volte da Papa Leone, giusto, Don Andrea? Certamente, ha nominato Papa Francesco ripetutamente e anche lì sul momento chiaramente c'era nelle varie reazioni anche chi aveva un attimo storto il naso dicendo ma Leone ma che nome è? Ma chi aveva in mente la storia della Chiesa aveva subito chiaro che Leone è il Papa della prima enciclica sociale della Chiesa, Rerum Novarum, e quindi è tutt'altro che un ritorno sterile al passato, è un passato con pedigree, è un passato con un riferimento a
tante di quelle cose che per Papa Francesco sono state importanti e diciamo al centro del suo pontificato. E io anche forse per trascorsi personali non ho potuto non ricordarmi del fatto che Leone era uno dei discepoli di Francesco d'Assisi, uno dei discepoli preferiti, il suo segretario, frate Leone, la pecorella del Signore, colui a Sì. cui lascia anche il testamento della perfetta Letizia. Quindi sì, non so se l'abbia scelto per questo, però sicuramente anche questo c'è sullo sfondo. Poi da biblista io dico sempre che, non lo dico io, lo dicono gli studiosi, ma c'è l'intenzione di chi ha scritto e chi dice le cose, ma poi c'è la storia degli effetti, di ciò che chi ha detto e scritto le cose fa e risveglia nella mente di chi ascolta. Ecco, Don Andrea, abbiamo appunto analizzato per sommi capi così alcuni dei temi trattati nel discorso del nuovo Papa. Poi c'è stato la formula, diciamo, di rito e poi la benedizione. Subito dopo la piazza come ha reagito? Allora, per la benedizione c'è stata grandissima commozione, benedizione, indulgenza plenaria, c'era gente che piangeva, ma non il pianto isterico di chi vede il suo cantante idolo, così, era un pianto commosso che partecipava della commozione del Papa, ma che sentiva anche proprio il fatto che è un inizio che non ha a che fare semplicemente con lui, ma che è un inizio che ha a che fare con il Signore e con tutti quanti noi, il suo popolo. Dopodiché la piazza ha applaudito fino a quando il Papa non è rientrato dentro la basilica, uscendo, abbandonando la loggia, e ha continuato ancora con l'ovazione, con gli applausi ancora un poco dopo di quel momento, e poi è iniziato il grande deflusso e lì ci si è armati di santa pazienza perché sì, dicono fossimo in 40.000 e sì, non è che si defluisce in 40.000 proprio così rapidamente, ecco. In pochi istanti, ecco. Allora, Don Andrea, mentre ti lascio riposare anche un attimo il braccio, Grazie. perché vediamo che per questioni di appunto così scenografiche, appunto, ci stavi regalando questa bella immagine mattutina, lo ricordo, siamo in diretta, sono le 8 e 8 minuti in questo momento di venerdì 9 maggio, l'indomani dall'elezione di Robert Prevost a Papa Leone XIV. L'elezione è avvenuta nella serata di ieri. Siamo quasi in conclusione di questo collegamento. Che cosa? Beh, innanzitutto dicevi anche tu prima, Don Andrea, c'è stata la consapevolezza di aver preso parte a un momento storico, giusto? Sì, sì, questo era molto chiaro a tutti quanti. Beh, a me in prima persona, infatti io ho una gratitudine immensa per aver potuto avere il privilegio di vivere questa cosa e è stato chiaro a tutte le varie componenti della piazza, perché in piazza, ricordiamolo, non c'erano solo i cristiani cattolici in attesa fervente del nuovo successore di Pietro, c'era anche una componente di turisti, una componente di curiosi, ma appunto quello che accomunava tutti quanti era questo grande clima di gioia, perché era un clima di gioia, un clima bello, un clima non di eccitazione, ma proprio di gioia serena anche, e la consapevolezza di star assistendo a uno di quei momenti che fanno la storia, uno di quei momenti belli che fanno la storia, no? Perché i momenti brutti sono dichiarazioni di guerra, sono attentati, sono cose. Questo è uno di quei momenti forse silenziosi, perché poi non lo si ricorderà così tanto, ma che segnerà l'inizio di una stagione e che è un momento della storia di tutta questa nostra umanità. E beh, e ovviamente il fatto che quanto accaduto nella giornata di ieri ci segnerà, insomma, per i prossimi mesi e per i prossimi anni, augurando un lungo pontificato
al nuovo Papa, che comunque possiamo dire anche ha un aspetto molto giovane. Poi sottolineavi anche tu l'emozione, a me ha colpito molto, soprattutto nei primi fotogrammi, proprio nelle prime immagini che ci sono state regalate da Vatican Media, proprio l'emozione sul volto, la presa di coscienza forse. Ovviamente sappiamo che nel momento in cui il nuovo Papa si affaccia ci sono state tutta una serie di procedure precedenti, però forse in quel momento lì, questa Piazza San Pietro colma, Via della Conciliazione colma, è stato il momento in cui ha preso coscienza proprio di quello che gli stava accadendo, e quindi possiamo dire la sua emozione, questo suo sorriso che ha dispensato più volte nel corso del suo primo discorso al popolo di Dio. Insomma, questo ci fa ben sperare per un lungo pontificato che però sarà, come sottolineavi anche tu, comunque un irto di difficoltà e di altre cose, insomma, quindi non ci resta che augurare un buon cammino al nuovo Papa Leone, giusto Andrea Santorio, in questa conclusione di collegamento? Certamente, noi questa mattina qui al Pontificio Seminario Lombardo ovviamente abbiamo ricordato il nuovo Papa nella preghiera delle lodi, e chiaramente gli abbiamo affidato il ministero Petrino e tutta quanta la Chiesa Universale a partire da noi stessi. Sul pontificato lungo, c'è chi ha detto lì in piazza, proprio a caldo, ma ha un che di Giovanni Paolo II, se lo guardi i lineamenti del volto, e effettivamente c'è una piccola somiglianza. Allora, chiaramente ogni papa è se stesso, ogni Certo. papa è nuovo, però chissà che anche questa, chiamiamola somiglianza, è una suggestione, niente di più, ma che sia di augurio di un pontificato lungo, fecondo, di un papa che sia amato dal suo popolo, che sia fedele al Signore e che sia anche ascoltato da non solo il mondo cattolico, ma da tutti quanti i grandi della terra che hanno in mano a vario titolo le sorti dell'umanità, in modo che con anche il suo contributo possiamo davvero camminare come famiglia umana, cristiani e non cristiani, da figli di Dio. Certamente, certamente. Dopo lasciamo ovviamente agli esperti fare tutte le analisi di tipo politico che questa scelta anche di un Papa americano comporta e comporterà. Caro Don Andrea Santorio, ti lascio perché so che devi andare a A lezione. studiare, esatto, e ti ringrazio per essere stato il nostro inviato in questa circostanza lì in Vaticano. Ti ringrazio per questi spunti di riflessione che ci hai dato in questo orario così abbastanza insolito e inconsueto. Grazie Don Andrea. Grazie a voi, grazie Federico, e un saluto a tutti quanti dalla città eterna, e viva Papa Leone XIV. Eh sì, grazie Don Andrea, dobbiamo proprio imparare anche a chiamarlo Papa Leone XIV. Noi andiamo a chiudere questa finestra informativa proponendovi la dichiarazione che abbiamo raccolto a caldo proprio ieri sera, esattamente un'ora dopo l'elezione di Papa Leone, dall'amministratore diocesano Monsignor Martino Zagonella, amministratore diocesano di Vittorio Veneto, che ci dice la sua su appunto l'elezione del nuovo Papa. Con questo noi chiudiamo questa finestra informativa, pronti a riaprirla all'ora di pranzo con altre voci sempre dalla diocesi di Vittorio Veneto. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Monsignor Martino Zagonel, amministratore diocesano di Vittorio Veneto, pochi istanti fa è stato eletto il nuovo Papa, Leone XIV. Quali le sue emozioni a caldo? Ho avuto la fortuna di seguire dall'inizio alla fine, ancor prima della fumata bianca, tutta la trasmissione della TV, fino all'ascolto dell'intervento e del discorso, primo discorso di Leone XIV. L'emozione è grande e l'emozione maggiore nasce dal fatto che ho colto in maniera evidente l'azione dello Spirito Santo, perché una elezione così veloce e con la scelta di una persona che non era così prevista, e questo è segno effettivamente che lo Spirito ha agito, che i cardinali hanno trovato unità, e l'unità non per motivi di carattere politico, ma per il bene della Chiesa e per il servizio di pace nel mondo. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Un Papa americano. Sì, certo, un Papa americano, statunitense di nascita, un po' anche di crescita, però che poi ha fatto tutta la sua vita pastorale, missionaria altrove, soprattutto nell'America Latina, quell'America Latina che ha sofferto, soffre, è stata autrice e ricca dell'esperienza della teologia della liberazione, e il modo con cui lui ha salutato la sua gente parlando in spagnolo è stato estremamente significativo. Ha detto che il popolo l'ha accompagnato, l'ha sostenuto e insieme al suo popolo ha vissuto la fedeltà a Gesù e al Vangelo. Bellissimo. Alcuni riferimenti, tanti riferimenti nelle sue prime parole a Papa Francesco. È stato un discorso totalmente di riferimento a Papa Francesco. L'ha citato più volte, ma ha citato più volte l'impegno e la passione di Francesco, e cioè la pace, la sinodalità, una Chiesa aperta, la missionarietà, una Chiesa aperta ad accogliere tutti, sono elementi di grande valore. E poi il richiamarsi a come Papa Francesco ha benedetto il giorno di Pasqua è stato estremamente significativo. Su questa linea tanti riferimenti a creare ponti. Ah, certo, probabilmente è il compito ricevuto dentro le congregazioni dei cardinali, perché lì si sono parlati sulla necessità di unire la Chiesa per le piccole o grandi divisioni che aveva o ha, ma soprattutto per unire i popoli, per unire il mondo, un servizio all'unità e alla pace. E questo nome, Leone XIV? Ma è in collegamento a Leone XIII, un papa molto impegnato sul sociale, e quindi credo, l'ha detto anche appunto Leone XIV, ha citato più volte la pace e la giustizia, cioè non c'è pace senza la costruzione e l'impegno per una giustizia sociale, e anche i poveri sono stati citati più volte. D'altra parte l'esperienza missionaria in Perù, in mezzo a una popolazione povera, la dice grande. Anche nella nostra diocesi, anche le campane della cattedrale hanno suonato a festa questo pomeriggio. La nostra diocesi come accoglie questa notizia, e poi ci saranno anche delle iniziative nei prossimi giorni? Intanto tutte le campane di tutti i campanili credo abbiano suonato in questo momento. È chiaro, sentire la voce della campana della cattedrale è particolarmente emozionante. L'iniziativa è la preghiera, la lode. Nel piccolo articolo che ho scritto per l'Azione
dicevo che bello sarebbe che domenica prossima, il giorno del Buon Pastore, apparisse il nuovo Papa Pastore della Chiesa Universale. Ci è stato fatto questo dono e siamo tutti contenti per questo. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper.